Un nuovo spazio espositivo a Udine, in pieno centro. Di cosa si tratta? Si tratta di una galleria d'arte contemporanea che possiede i maggiori artisti contemporanei viventi, tra cui Banksy, Iago e TV Boy, Mr. Brainwash. È una galleria d'arte adibita sia a spazio espositivo che alla vendita. È aperta dal martedì al sabato, dalle 10 fino alle 18. L'accesso è gratuito, è libero e accogliamo volentieri chiunque voglia dare un'occhiata. Andiamo a fare un giro? Sì, dai, vi porto a vedere gli artisti e la galleria. Questa è una scultura dell'artista italiano Giuseppe D'Angelo che utilizza materiali minerali come i granite o ambra per realizzare le sue sculture. E poi passiamo a uno dei maggiori artisti dell'arte pop, che è Mr. Brainwash, che è conosciuto in tutto il mondo, un artista americano. E continuando di qui troviamo l'artista giapponese che è il simbolo della pop art quasi per eccellenza contemporanea, della new pop, che è Takashi Murakami, che rappresenta, diciamo, tutti questi suoi flower balls con dei fiori colorati. Qui abbiamo uno dei nostri artisti, diciamo amici della galleria, che seguiamo con più passione, che è Andrea Ravo Mattoni, che ha realizzato anche vari murales in giro per la città che si possono vedere ad esempio in Viale Trieste a Udine. E poi passiamo alla parte delle esposizioni temporanee. In quest'area dedichiamo una facciata ad un artista, diciamo, circa ogni mese, quindi sarà una parte temporanea. Il primo artista che abbiamo deciso di esporre si chiama Dimitri Likissas ed è un artista greco, anche lui esponente della new pop, della pop art, quindi realizza tutti questi suoi dipinti, sono tele a mano, dipinge singolarmente ogni bollino colorato che vedete e l'effetto da vicino è una moltitudine di colori, da lontano l'immagine prende forma e si vede in modo quasi nitido il soggetto. Piccoli pixel. Sì, piccoli pixel, sì. E qui a sinistra abbiamo una grande tela di 2 metri di TV Boy, lo street artist, anche lui molto amico della galleria, che ci farà visita tra il 4 e il 6 luglio a Udine, quindi verrà in galleria e vi invito a venirci a trovare. E poi proseguendo abbiamo esposti delle opere di un artista molto famoso che si chiama Obey. Ed infine La chicca. La chicca, le 2 chicche anzi. Abbiamo esposte 2 opere. La prima è una scultura, è dell'artista di Frosinone molto famoso Iago, che vi invito a venire a vedere perché è di una bellezza sorprendente. È un cono gelato, la mano della Statua della Libertà. Esatto. Con un cono gelato. È un marmo. Esatto, è realizzata in marmo e l'abilità tecnica di questo ragazzo è sbalorditiva, è bravissimo. Sulla destra invece? Sulla destra c'è la chicca, diciamo, della galleria, che è l'artista esponente della street art per eccellenza, che è Banksy, che vedete esposto qui con il fondo rosso. È uno degli artisti più amati anche per il velo di mistero che si porta dietro. E la novità, diciamo, soprattutto della Pop House Gallery è che il Banksy verrà esposto e cambiato una volta al mese, quindi ci saranno diversi Banksy in esposizione e a rotazione potrete vedere diverse sue opere. 14 se non sbaglio. Sì, 14 esattamente. Qua noto invece un topolino, uno zio Paperone. Di quale artista si tratta?
Questo artista si chiama Paz Blandina, è un amico della galleria, uno dei nostri artisti più amati, e lui utilizza dei dollari sul quale disegna e raffigura dei simboli pop, diciamo. Qui c'è anche una Audrey Hepburn e li realizza anche in 3D, quindi ci sono varie dimensioni, vari formati. Sulla tua destra delle bombolette si tratta di arredamento o di opere? No, sono opere d'arte vere e proprie, perché oltre alle opere d'arte abbiamo esposte anche le bombolette spray con cui i nostri artisti hanno realizzato alcuni dei dipinti e delle opere di street art in giro per il mondo. Abbiamo il nostro amato TV Boy, Andrea Ravo Mattoni e Mr. Brainwash, alcuni di Mr. Brainwash.